C'è un modo silenzioso ma potentissimo di lasciare un segno nel mondo: modellare la materia finché non diventa pensiero. Rachele Bianchi ha fatto questo per tutta la vita. Artista milanese, donna del Novecento, capace di raccogliere le lezioni dei grandi maestri e restituirle con una voce tutta sua. Una voce che parla ancora oggi attraverso le sue sculture, i suoi bronzi, le sue forme che respirano. Rachele non scolpiva soltanto la materia, scolpiva l'esperienza, la memoria, la vita. Nei suoi lavori ci sono donne che cercano libertà, madri che proteggono, guerriere che affrontano il mondo con forza e dolcezza. Figure che sembrano uscite da un sogno antico, eppure parlano il linguaggio del presente. Ogni curva, ogni superficie è una traccia di dialogo con se stessa e con ciò che la circondava. Rachele ascoltava la materia, la seguiva, la lasciava parlare. Nelle sue mani il bronzo diventava respiro, il marmo diventava emozione. C'è una tensione costante tra forza e fragilità, tra geometria e intuizione, tra forma e spirito. Le sue sculture sono corpi che pensano, anime che si fanno spazio. Le sue donne, guerriere, madri, figure raccolte o slanciate, sono simboli di emancipazione, non idealizzate, ma vere, fatte di energia, determinazione, consapevolezza, una femminilità mai decorativa, ma coraggiosa, autentica, profonda. Rachele ha saputo trasformare l'arte in un linguaggio universale, dove ogni opera è una riflessione sull'essere umano, sulla sua solitudine, sulla sua ricerca di senso. Non a caso definiva il proprio lavoro un teatro della memoria, un luogo dove le forme diventano ricordi, dove la materia si fa pensiero, dove la scultura diventa vita che continua. Il suo atelier era un rifugio e un laboratorio, un luogo di ascolto e di sperimentazione. Lavorava in silenzio, instancabile, alla ricerca dell'essenza, perché per lei l'arte non era solo creazione, ma riflessione. Era una forma di dialogo con il mondo e con se stessa. Nei suoi bronzi si sente questa intimità profonda. Le superfici levigate sembrano custodire pensieri, le curve dolci si aprono come un abbraccio. Persino quando la forma si fa astratta, rimane sempre un'eco umana, un respiro. Ma Rachele non appartiene al passato. Il suo messaggio continua a vivere, oggi, attraverso l'archivio d'artista e l'associazione Rachele Bianchi. Una realtà che custodisce le sue opere e, soprattutto, ne mantiene vivo lo spirito.